Buongiorno a tutti, grazie al Veneto Film Commission che ci ospita, grazie soprattutto alla Regione Veneto, qui rappresentata dall'assessore Cristiano Corazzari, l'assessore alla cultura. Questo è un appuntamento che parlerà del debutto delle Ville Venete al cinema 75 anni fa, esattamente 75 anni fa, prima ancora quindi del famoso Senso di Luchino Visconti, e tra l'altro con un giovanissimo Vittorio Gassman, di cui proprio il 1° settembre è ricorso il centenario della nascita. Un appuntamento quindi pieno di anniversari, ma soprattutto che vuole guardare anche al futuro, e ringraziamo ancora l'assessore Corazzari, al quale chiediamo subito di introdurre con un saluto questo tema che è molto a cuore alla Regione, quello delle Ville Venete come volano di turismo, cultura ed economia. Grazie. Grazie a voi tutti, un benvenuto qua nello spazio della Regione del Veneto, il saluto mio personale, della Giunta regionale del Veneto, del Presidente Luca Zaia. Naturalmente è una bella opportunità questa. Sicuramente parlare di Ville Venete significa parlare di storia, di cultura, di territorio, di paesaggio veneto, significa parlare di una rete, pensate, oltre 3.900 ville distribuite nel nostro territorio, alcune delle quali anche riconosciute come patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO, le nostre ville palladiane, che hanno rappresentato nel passato, ma rappresentano ancora oggi, anche una formidabile opportunità di promozione del territorio. Infatti parlare di Ville Venete non significa solo parlare di beni monumentali, artistici, di luoghi dove si sviluppa cultura, ma rappresentano per noi un po' il simbolo, l'emblema di quello che è un modello veneto, un sistema veneto, che è un sistema che integra perfettamente le attività umane, la cultura, le arti, le professioni, il commercio, lo sviluppo agricolo, sin dal passato, che ancora oggi sono l'emblema di questo sistema che si è sviluppato nel tempo e che ha saputo adattarsi alle mutevoli esigenze che la società impone. Parlare di una Villa Veneta come luogo del set di un film per noi rappresenta ulteriormente un'opportunità, perché non solo abbiamo degli esempi che provengono dal passato, e oggi si celebra nei 100 anni dalla nascita di Vittorio Gassman appunto questa individuazione, questa ricerca che è stata fatta laddove si è individuato appunto la figlia di Churchill e Vittorio Gassman a girare un film proprio nell'ambito di una delle nostre Ville Venete, ma anche quelle che possono essere gli sviluppi ulteriori in termini di promozione del territorio, in termini di promozione del Veneto. La Regione del Veneto ha voluto investire particolarmente in questo settore, ci siamo dotati già da diverso tempo di una Film Commission regionale che sta crescendo, si sta sempre più strutturando ed ha l'ambizione e la volontà come proprio obiettivo di fare del Veneto un luogo ideale e attrattivo per tutte quelle che sono le produzioni del cinema e dell'audiovisivo. E altresì abbiamo la possibilità, attraverso questa industria, perché si tratta di un'industria, di avere una formidabile volano di promozione di un territorio che è particolarmente ricco, ma proprio per questo particolarmente complesso da promuovere, perché è formato da una molteplicità di eccellenze e di una rete di eccellenze che sono da promuovere al di fuori di quelli che sono i centri turistici conosciuti in tutto il mondo, come Venezia, le nostre città d'arte. E quindi per questo le Ville Venete possono rappresentare sicuramente quel modello attraverso cui poter visitare tutta la nostra regione e conoscere tutta la nostra regione per quelle che sono le grandi potenzialità che ha. Detto questo, io mi complimento con l'Istituto regionale delle Ville Venete, con tutti voi che avete svolto questo lavoro, e non posso fare altro che augurarvi un buon lavoro, complimentandomi ancora e naturalmente confermando quello che è il sostegno e l'appoggio della Regione del Veneto in questa direzione. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie all'assessore Cristiano Corazzari, che ci lascerà perché è impegnato in altri appuntamenti istituzionali, però avete sentito l'attenzione della Regione, attenzione che si concretizza e si esprime anche attraverso un istituto importante che è l'Istituto regionale delle Ville Venete, di cui abbiamo il piacere di avere con noi il Presidente, professor Amerigo Restucci. E abbiamo con noi tra gli ospiti anche il dottor Franco Caramanti, del direttivo dell'Associazione Amici di Giovanni Commisso, perché il grande scrittore trevigiano funse da primo procacciatore di set proprio per questo film, il primo girato nelle Ville Venete. Lo vedremo appunto nel corso di questo appuntamento, ed ecco il film, il Daniele Cortis con Sarah Churchill, Gino Cervi e Vittorio Gassman al suo secondo
film importante. Vediamo subito, tenendo conto che la qualità non è eccelsa, perché è un film, avviso, che adesso è introvabile, esiste solo presso alcune collezioni private. Vediamo subito il filmato dei titoli di testa dell'inizio del film, che sancisce 1947, 75 anni fa, l'esordio assoluto al cinema delle Ville Venete. Prego. È una storia di molto tempo fa. La storia è semplice. Io amo mio cugino Daniele e sono suo uomo. Un problema come questo si può affrontare in tanti modi, secondo i tempi, l'educazione, la religione, secondo quello che comanda il cuore o la ragione. A volte sono gli avvenimenti stessi che decidono e il problema è risolto dal caso. Non vedevo Daniele da 6 anni. Mia madre dava un ricevimento per festeggiare il suo ritorno. Le voci degli ospiti ed il suono di un pianoforte salivano fino a me. Arciprete! Sì, contessa, faccio... Mi sei bagnata, cara? No, grazie, mi hai preso il vestito. Martino, presto del punch per tutti! Eccoci, quella porta finestra che si apre su un parco in tempesta sotto la pioggia battente è la prima apertura sulle Ville Venete al cinema. Abbiamo già detto che è un film del 47, 75 anni, il regista è Mario Soldati. Non solo, lo sceneggiatore è Luigi Comencini tra gli sceneggiatori. Protagonista, come abbiamo visto, Vittorio Gassman, al suo secondo film importante. Aveva già fatto Preludio d'amore, Riso amaro, che lo lancerà definitivamente, è di 2 anni dopo, del 49. E comunque a questa esperienza lui si è sempre ritenuto particolarmente legato. Sarah Churchill è proprio la figlia dello statista che girò alcuni film in Italia nell'immediato dopoguerra. Gino Cervi, lo conosciamo tutti, è il terzo grande protagonista che fa il marito di Sarah Churchill. Vedremo poi un attimo quali sono i ruoli. Naturalmente Daniele Cortis è un romanzo di Antonio Fogazzaro, e dal romanzo di Fogazzaro è tratto. Soldati aveva già girato Piccolo mondo antico e Malombra negli anni precedenti, però li aveva girati nelle ville di proprietà di Fogazzaro sul lago di Como. Per la prima volta invece sceglie un set veneto. Diciamo qualcosa sulla storia per orientarci, che è tratta dal romanzo, leggermente rielaborata. Il libro del 1885, la vicenda si svolge tra l'autunno del 1881 e l'aprile del 1882, quindi volendo avremo un altro anniversario, 140 anni dalla vicenda. E Daniele Cortis è un giovane, impersonato appunto da Gassman, è un giovane candidato al Parlamento che viene eletto per un soffio e che è animato da una grande voglia di cambiare la politica in senso più sociale, ma non viene capito dai suoi colleghi anche di partito più legati a un conservatorismo resistente. È curioso e significativo che nel romanzo, e vi ripeto siamo nel 1885, Daniele Cortis esprima il suo concetto di democrazia cristiana, che era ancora di là da venire, ma la definisce proprio così. Un termine che invece Mario Soldati, ovviamente, per non creare polemiche politiche, omette in questo film, girato proprio pochi anni dopo la fondazione della democrazia cristiana. L'impegno politico stava molto a cuore a Fogazzaro, che fu senatore successivamente dal 1900 al 1911. Comunque Daniele Cortis è amato e ama segretamente la cugina Elena Carré, che però è sposata a un ricco barone siciliano che si rovina al gioco, farà delle malversazioni anche con i soldi proprio del Senato e quindi dovrà espatriare. Quello tra Daniele e Elena resterà un amore platonico, anche se Soldati, dove ovviamente Fogazzaro sfuma e parla solo di strette di mani e casti abbracci, gira anche la scena di un bacio che in un film non poteva mancare. Elena accetterà nobilmente di seguire il marito nel suo espatrio. Cortis sarà d'accordo con questa sua decisione e dalla rinuncia nobile a questo amore nascerà la passione e l'energia per l'impegno politico. Soldati ovviamente punta molto di più sul melodramma, sulla storia d'amore contrastato, anche se gira delle scene in Parlamento e tratta anche la vicenda politica. Abbiamo detto che quindi le location
Possiamo magari andare avanti con le foto e vedere i protagonisti. Grazie. Abbiamo detto che le location sono per la prima volta le ville venete, ma qui c'è il primo giallo, perché in teoria, ma soltanto in teoria, le ville sarebbero le due stesse del romanzo di Fogazzaro, che sono a Velo d'Astico, che lui chiama Villa Scura come paese, sia nel romanzo, e poi anche Soldati parla di Villa Scura. Sarebbero Villa Velo, che diventa Villa Cortis, quindi la villa di Daniele, e Villa Valmarana, che diventa Villa Carré. Infatti nel romanzo sono descritte molto bene, sempre sotto mentite spoglie. Così come sono mentite spoglie, sotto mentite spoglie ci sono le montagne, il Monte Cengio, che è un monte della zona, diventa il Monte Barco, e il fiume Astico diventa il Rovese, esattamente come appunto nel libro. Però questa tradizione di autorevoli testi, andiamo un attimo indietro magari con le immagini, scusa, ferma immagine su, indietro ancora per piacere, eccoci qua, basta qui, grazie. In realtà queste due ville erano diverse, cioè i testi sacri del cinema dicono che furono girati appunto in queste due ville a Velo d'Astico, ma in realtà si girarono in altre due ville venete, che sono la villa d'Aschio di Castelgomberto e soprattutto la villa Cadolfin Boldù a Rosà. Quello che ci interessa subito, appunto, come dicevo, è che sono le prime ville venete scelte come location al cinema. Il tutto 7 anni prima di Senso di Luchino Visconti, che diede la stura al fenomeno e consacrò le ville venete, e 5 prima della famosa mostra di Giuseppe Mazzotti, che attirò l'attenzione internazionale nel 1952, suscitando un movimento di interesse sempre più ampio che portò alla creazione di leggi, poi dell'ente e dell'Istituto Ville Venete, di cui abbiamo qui il presidente, appunto, professore Stucci, al quale magari chiediamo di introdurci così l'operato dell'istituto. Sì, adesso l'occasione è proprio preziosa perché la capacità professionale di Comin e la sua curiosità ci ha introdotto un tema che ci fa capire come ci si può avvicinare alle ville venete, non soltanto per tutte le cose che ha detto l'assessore, che mi ha tolto adesso l'argomento che mi ero trattato, la scaletta che mi ero preparato, però siccome non c'è posso dirle le stesse cose, o più o meno. L'occasione è preziosa, quindi siamo grati a Comin, ho letto anche l'articolo che ha pubblicato sul giornale di Vicenza e le notizie che ci dà e che adesso ha esplorato con grande curiosità. Nella misura in cui però oggi ci troviamo a raccontare, posso dirlo con una dose di schematismo, dell'involucro che ha ospitato il film, quindi la villa, poi con tutta poi la traslazio di non aver scelto le due ville dove realmente poi il romanzo era articolato e le altre cose. Ecco, però questa è un'occasione per spiegare che le ville sono depositarie di una storia. Ricordo a me stesso, poi sbaglio la data, c'è qui il direttore Sensini e il numero, che sono circa 3.840 e colloquiano con le ville del Friuli che sono 400. Il tema è quello di spiegare un po' ai proprietari che sono un po' cambiati nel corso del tempo, tranne i nomi storici, Valmarana, Foscari, che ancora sono titolari di ville. Però stiamo spiegando nelle attività che stiamo impostando delle ville che i proprietari, quindi non sono solo testimoni della identità storica, culturale e architettonica della villa, ma hanno anche un compito di salvaguardare quello che gli sta attorno, il contesto. Insomma, ora un po' di buoi sono scappati dalle stalle, però per ricordare che di tutte le ville, poi molti dicono le palladiane sono soltanto 7, quindi non esageriamo, però quando Palladio, giovane scultore, individuato come un personaggio che poteva avere un ruolo nella dinamica architettonica, non solo veneta ma nazionale, e imposta le ville che fa costruire, ha visto le ville romane nei suoi viaggi a Roma, e le ville romane avevano la parte padronale e poi degli spazi per i villici, dove si depositavano le vittuarie e quant'altro. Allora nelle ville venete le barchesse o anche gli spazi per i villici sono testimoni del fatto che la villa non era solo il luogo dell'ozio della nobiltà o dei ricchi, ma era anche un luogo dove si producevano dei diversi generi che venivano fuori dalla campagna. Allora adesso quel contesto può essere, diciamo, testimone dell'identità del paesaggio veneto. La regione sta impostando il suo piano paesaggistico e le ville così sparpagliate nel territorio possono essere proprio elementi di salvaguardia di quel paesaggio veneto che ancora è testimoniato
nelle varie situazioni, come anche in questa occasione nei film. Ripenso alla pittura del 4-500, insomma, quando dietro i quadri di Lazzaro Bastiani ci sono Madonna e Santi, ma dietro c'è un paesaggio ancora riconoscibile. E il paesaggio è proprio quello delle ville, quindi le ville potrebbero essere una normativa nel piano paesaggistico regionale di salvaguardia del territorio. Dopodiché le altre cose sono proprio quelle che, individuando la villa che si è prestata per diverse iniziative e attività, cominciano a ricordate alcune, ce ne sono anche altre, potrebbe essere una cosa, qui la dico, c'è il direttore Sensini, vediamo se si può portare avanti, di proiettare proprio delle ispezioni di film, invitando Covid e la sua capacità, e dentro le ville essere le ville stesse, insomma, che creeranno quelle emozioni a quelli che vorranno esserci. Ovviamente ha ricordato Comin giustamente il fatto che delle ville si comincia a parlare negli anni 50, quando un fedele testimone della salvaguardia del paesaggio veneto, Mazzotti, insieme a Commisso, e qui abbiamo oggi il rappresentante del Commisso, pongono le condizioni per dire sono una parte del patrimonio che supera le strettoie del regionalismo, quelle delle ville, ma sono disposte a essere lette dal mondo, se dovessi esagerare. E quindi l'occasione oggi è preziosa, contiamo di avere un pubblico più articolato. Quello di oggi è ricco di identità, perché vedo le persone che ci sono e che conosco in gran parte. Potremo avere il numero ci darà anche la possibilità, facendo una cosa in una villa, qui la dico e qui la porteremo avanti, se il direttore Sensini, che è il mio braccio operativo nelle ville, di farla avanti, se Comin è d'accordo facciamo un'iniziativa in futuro. Potrebbe essere grazie comunque per la stima. Beh, diciamo che Brad Pitt purtroppo oggi batte le ville venete, sicuramente con il massimo rispetto, però non è detto che sia così per sempre. No, restando alla politica potevamo chiamare Calenda, che è il nipote di Comencini, avremmo fatto una È vero che oggi. sarebbe stato anche... Comunque da allora c'è stato senso, Villa Godi Malinverni, cito così a memoria il Don Giovanni di Lusei alla Rotonda, Galileo di Liliana Cavani, il Porcile di Pasolini, il Gioco di Ripley, il Mercante di Venezia, ma anche tanti altri film di cui non bisogna vergognarsi, horror, commedia all'italiana, che comunque hanno contribuito appunto così alla diffusione di questi set, fino a delle fiction che adesso forse paradossalmente fidelizzano ancora di più lo spettatore e quindi il potenziale utilizzatore. Se torniamo, perso un attimo il senso delle immagini, se torniamo un attimo indietro e vediamo appunto, ecco, ancora indietro per piacere, ancora, eccoci alla prossima, allora andare avanti adesso, scusate perché c'è stato un problema con il puntatore, ancora avanti, grazie, ancora, un'altra, eccoci Antonio Fogazzaro, allora, abbiamo detto che le ville di Velodastico di Fogazzaro non erano queste, ecco, restiamo fermi qua. Questa è Villa Velo, la presunta Villa Cortis, che non è tale. Nella successiva vedremo Villa Valmarana, sempre a Velodastico, prego di avanzare con le immagini, che doveva essere in teoria Villa Carré. Se si può andare avanti di una foto, grazie. Abbiamo qualche problema tecnico. Ecco, Villa Carré, che purtroppo adesso è in disuso, non è più visitabile, è chiusa, quindi vedete è stata ripresa da lontano. Ecco, fermiamoci qui. È venuto automatico dagli studiosi associarle a quelle fogazzariane, anche forse per dichiarazioni non precise dello stesso Soldati, che parlò di questo film molti anni dopo. Poi il film è sparito, ma appunto non sono queste. Forse c'è una camminata in salita nel parco di Villa Velo, però che vale più per il paesaggio, con le montagne sullo sfondo. A Villa Velo, che poi è appunto, ripeto, Villa Cortes secondo il romanzo e secondo il film, c'è una colonna autentica portata ancora dai Conti Velo, che scavarono a Roma, fecero degli scavi archeologici, e fu portata dagli scavi delle terme di Caracalla, e quella vera è questa, viene citata da Fogazzaro. Soldato la riprende, ma nel film non è questa, è stata palesemente ricostruita in studio. Se andiamo avanti di un'immagine la vediamo. Ecco i due che si danno, i due così innamorati che si danno la mano davanti a una colonna. A capire quali siano le vere ville, andiamo pure avanti con l'immagine, grazie, ci aiuta prima di tutto Giovanni Commisso. Lo scrittore trevigiano era molto amico di Soldati e lo accompagnò alla ricerca della location. Su questa attività scrisse delle belle pagine per i giornali. Ecco, fermiamo un attimo, ecco un articolo per Milano Sera del febbraio 1947 in cui, così come al solito, fa il suo colore intorno ai personaggi e
però rivela che alcune riprese furono fatte a Castelgomberto, di cui cita la banda e dice che parla dei proprietari che tornavano felici dopo il saccheggio. Siamo nell'immediato dopoguerra, molte ville erano veramente in condizioni pietose, ricordiamolo, e parla anche dell'anziano prete che è venuto a gongolare per vedere la sua banda apparire nel film. Infatti è vero, c'è una scena notturna con la banda che suona e il sacerdote, il parroco di Castelgomberto, che fu parroco dalla fine dell'Ottocento, pensate, fino al 1947, quando morì, fondò questa importante banda e questa sua presenza, ormai era molto anziano, fu uno dei suoi ultimi atti prima di morire. La prima villa è trovata, ma se andiamo avanti, ancora più interessante, avanti con un'immagine, grazie, è un articolo di Cronaca Liberale del 15 dicembre del 46, dove, in anticipo su tutti, ecco, fermiamo, darà una definizione illuminante delle ville venete, accostandole al cinema. Franco Caramanti, che è anche responsabile dei diritti del premio Commisso, può dire qualcosa di questo ruolo importante di Commisso, di questa sua capacità di cogliere prima di tutti l'importanza delle ville venete come elemento scenografico. Intanto buongiorno a tutti. Io sono molto onorato di essere membro del direttivo del premio Commisso e della diciamo così, associazione Amici di Giovanni Commisso, perché dovete sapere che Commisso, non avendo eredi, decise di donare i diritti tutta la sua produzione letteraria appunto alla nostra associazione. E noi ne abbiamo fatto tesoro e cerchiamo di diffondere sempre più la sua scrittura, che è avvenuta sia tramite romanzi, racconti e articoli di giornale, con anche delle interessanti coedizioni o nuove edizioni che sono in questo momento in corso. Io ho firmato per conto dell'associazione un contratto con la Nave di Teseo, che ha già ripubblicato 3 romanzi. L'ultimo è Un gatto attraverso la strada, con cui Commisso ha vinto il premio Strega. Ma la cosa che mi chiama a parlarne l'amico Alessandro Comin è relativa appunto a questo film. C'è un articolo che si intitola Amici ritrovati, del 15 dicembre del 46, dove Commisso dice di aver ritrovato, in un primo momento ve lo dico proprio velocemente, di aver ritrovato a Milano Arturo Martini. Arturo Martini è quello che ha disegnato Commisso, come si vede in questo sacchetto. Una silhouette. Commisso non era così magro, però Martini lo vedeva così. E faccio una piccola divagazione. Voi sapete perché si dice silhouette? Perché esisteva un ministro delle finanze francese che aveva messo talmente tante tasse che aveva fatto dimagrire i francesi. Da qui nasce la parola silhouette, ancora usata anche da noi, ed è la ragione per cui lui ha fatto un Commisso abbastanza magro. Ma non è questa la ragione per cui gli devo parlare. L'altra cosa è che lui, appunto, parlando degli amici ritrovati, dice un altro amico ritrovato fu Mario Soldati, appunto, che era impaziente di trovare una location per il suo film, appunto, Daniele Cortis. E girarono per le province di Vicenza, di Treviso, di Venezia, per trovare queste location di cui vi ha già parlato appunto Alessandro Comin. Ma stava molto a cuore al buon Commisso perché da parte sua intervenne più volte sull'argomento con 2 articoli molto importanti che sono: uno, la splendente via lattea delle storiche ville venete, e l'altro, le ville venete si possono ancora salvare, perché in quel periodo praticamente non erano considerate ancora come adesso, e appunto poi dopo sono diventate invece set per film importanti. Oltre a quelli che ha citato Alessandro, mi sento di citare quello di Ferreri, ma soprattutto
forse quello che pochi conoscono perché era commedia italiana, è Culastrisce, nobile veneziano, di Mogherini con protagonista Mastroianni, girato appunto alla Rotonda dei Nani. E mi fa piacere dire che la Rotonda è ancora di proprietà valmarana, un altro che si è occupato di cinema come critico cinematografico. Non c'è più il critico Valmarana, però c'è la figlia Carolina Valmarana che abita ancora in questa villa. E quindi queste ville, bene o male, sono state il set e saranno ancora il set per tantissimi film. Questo non ci può che fare piacere, sia perché è un patrimonio importantissimo della nostra regione che ci ospita e che ha ritenuto opportuno di parlare di questo film e di questo ripescaggio dovuto ad Alessandro Comin. Però secondo me perché all'interno di questo argomento il nostro scrittore commisso si è fatto interprete principale. E quindi io voglio anche ricordare che quest'anno siamo alla 40ª edizione del premio Commisso, la cui premiazione avverrà l'8 di ottobre presso il Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, e invito le persone che sono qua a venire a questa premiazione. Io direi per adesso basta, vai avanti. Sì, benissimo, grazie. Grazie anche per altri film che hai ricordato. In quel famoso pezzo del 15 dicembre 46 Commisso scrive testualmente che gli architetti del Cinquecento veneto furono prima di tutto degli scenografi capaci di creare cose per il gusto dell'occhio e dell'inganno, e qui siamo veramente in un tema cinematografico al 100%, perché che cos'altro è il cinema se non la macchina dell'illusione che si fa realtà? Ecco quindi proprio la possibilità delle ville di essere particolarmente adatte. Ci aiuta anche, come vediamo da questa immagine, a riportare la verità anche il Giornale di Vicenza, che fece un servizio sul fatto che si girarono alla stazione di Bassano alcune scene, e poi in questo pezzo dice anche che il set si sarebbe spostato a Rosà, ed ecco infatti la villa misteriosa che tutti hanno identificato. Possiamo andare avanti con l'immagine, grazie, che tutti hanno identificato come una delle ville, andiamo avanti ancora, come una delle ville del set. Ecco, questa è invece l'altra villa. Ancora avanti, per piacere, scusate perché... Una volta la casa in cui era e questa nata, è la scena finale del film. mentre Clemenzi chiacchierava continuamente. Ecco, questa villa, come dicevamo, è la villa Cadolfin Boldù di Rosà. Villa Cadolfin Boldù di Rosà che è nella storia per un altro motivo importante, perché vi fu composta la canzone Montegrappa tu sei la mia patria, che fu eseguita il 24 agosto del 1918 davanti a Re Vittorio Emanuele. Era la sede del comando del IV Corpo d'Armata, la guerra volgeva al termine e fu composta proprio questa canzone. Anche molti interni di Villa Cadolfin Boldù, che adesso è di proprietà privata, sono corrispondenti proprio alle riprese che furono fatte. Quando soldati, che detto tra noi riparlò del film molti anni dopo e si rimproverò la scelta degli attori, perché fu molto contento soltanto della performance di Gino Cervi, mentre disse che i due protagonisti erano un po' ingessati. In effetti Sarah Churchill nel film è abbastanza fredda e i critici dicono che sotto i suoi strati di cerone il buon Gassman non è riuscito a dare corpo eccessivo al personaggio, però insomma teniamocelo per noi, anche perché gli attori originali dovevano essere due altri attori famosi dell'epoca, che erano Claudio Gora e Clara Calamai. Il progetto infatti era partito molti anni prima, ma fu fermato appunto dalla guerra. Il film infatti non fece un grande successo e fu tra i peggiori incassi del 47. Fu bollato purtroppo come vecchio. Perché? Perché il cinema italiano si stava orientando verso il neorealismo. Ecco. Non così comunque il destino appunto delle ville venete, che da lì abbiamo visto decollò. Tanti anni dopo, in un'intervista molti anni dopo, per i quaderni del cinema di Cinecittà,
proprio Soldati disse che il Daniele Cortis è un film ineguale, ma contiene delle belle cose, per esempio l'inizio con la pioggia, la tempesta, la villa veneziana. Ecco, uno degli elementi che anche egli notò subito. Quindi con simili padrini, Fogazzaro, Soldati, Comisso e Gassman, c'è un'eredità importante di location che si perpetua e che non si sarà di certo trascurata. Ecco, magari in chiusura vorrei proprio chiedere al Presidente Restucci che cosa vi aspettate e che cosa serve ancora per continuare così nello sviluppo delle Ville Venete come luogo importante per il turismo e ovviamente per la cultura. Qualche aiuto di che genere? No, intanto è la conoscenza che stiamo cercando di portare avanti dell'identità delle ville, un po' le cose che ha detto adesso Comino, insomma il fatto che spesso sono state proprio oggetto di una rivalutazione col pretesto di girare un film o anche di fare delle attività promozionali come danza e altre cose. Noi ospitiamo diverse situazioni, sia dei convegni, collaboriamo con Comisso e il premio Mazzotti, proprio per spiegare che due antesignani della qualità del territorio veneto come Comisso e Mazzotti hanno spiegato che le ville sono tanti birilli architettonici e culturali che possono aiutare alla conoscenza del territorio. La Regione Veneto con l'assessorato alla cultura ha fatto propria questa linea e il problema è la sensibilizzazione che dobbiamo dare ai proprietari, perché come si citava in precedenza il fatto che Valmarana, i Foscari sono ancora gli eredi di una tradizione storica, ma i proprietari che si sono avvicinati negli ultimi tempi, che senza dose spregiative usano la villa per matrimoni, feste e altre cose, vanno anche resi partecipi della storia che hanno alle spalle. Quindi stiamo facendo dei corsi con i giovani delle scuole medie, ginnasi e licei per spiegare l'identità delle ville, lo facciamo anche con i proprietari invitandoli a crescere culturalmente ove già non lo fossero, quindi ci muoviamo insomma cercando che questo mosaico così disarticolato nel territorio veneto di tante ville diventi un filo rosso che le unifichi tutte in una politica culturale. Questo pretesto di leggerle anche come luoghi cinematografici può essere anche un modo di farle rendere le ville più partecipi di una loro storia. Quindi sono grato della iniziativa odierna ad Alessandro Comino. Beh, prego. Prima ho parlato di Comisso, ma c'è un altro grande scrittore che ha parlato delle ville venete, che è Dino Buzzati. Mi permetto di leggere due righe in cui dice: l'ultima onda della Serenissima si rompe e muore ai piedi delle misteriose cattedrali del nord. Con i parchi e le barchesse, le cappelle e gli affreschi, nuovi ricchi comprarono e antichi nobili restaurarono, scoprendo le notevoli risorse delle loro proprietà. Matrimoni, feste, ricorrenze di ogni genere si svolgono con maggiore eleganza e soddisfazione nelle sontuose sale affrescate e nei vasti giardini che testimoniano il gusto della bellezza e il valore di glorie passate ma non cancellate. Si svolgono sotto lo sguardo benevolo di ninfe e satiri danzanti fra dolci colline, i paesaggi anche come incontro culturale organizzati o da una biblioteca o da una villa. Aggiungiamo quindi anche Buzzati ai grandi padrini, ai grandi cantori delle ville venete, non senza ricordare, proprio concludiamo, che Soldati, questa volta in qualità di scrittore, fu il primo a scrivere un reportage giornalistico sul vino e andò in molte ville venete che all'epoca avevano cantine, come per esempio la famosa Villa Fogazzaro Roi di Montegalda, da cui inizia proprio il suo viaggio nel Veneto. Quindi molti punti di contatto con la cultura, oltre che con il cinema, come d'altronde non c'era dubbio, sulle nostre ville venete. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e alla prossima occasione. Grazie.